3 milioni di euro per interventi concreti di tutela ambientale. Nella sede della cittadella regionale a Catanzaro i destinatari delle risorse hanno sottoscritto le convenzioni per la realizzazione dei progetti, 41 in totale. Complessivamente sono 28 milioni i fondi disponibili suddivisi tra tutela e valorizzazione. Di questi 28 milioni ne abbiamo già presentati quasi tutti, rimanevano questi ultimi 3 più rimangono quelli dell'educazione ambientale, quindi siamo alla conclusione della presentazione. Questi 3 milioni sono per la valorizzazione di tutto il nostro sistema di riserve naturali, habitat naturali, tutto ciò che è previsto dalla rete Natura 2000. La Regione si è rivolta direttamente alle associazioni ambientaliste per realizzare i progetti. Per la prima volta si parte da esigenze particolari, peculiari dei territori, li si mettono insieme, si cerca di creare un sistema, così come un sistema di monitoraggio noi abbiamo creato insieme all'università, insieme ai nostri parchi. Questo significa che stando insieme si riescono ad ottenere dei risultati per il monitoraggio, che è sicuramente una ottima prepista, ma poi per la valorizzazione dei nostri beni. Questo sistema di valorizzazione passa attraverso un turismo sostenibile, un turismo diverso rispetto al passato, che si rivolge sicuramente al mare e alla montagna come bene naturale, ma che pretende di più. Pretende anche che vi possa essere un riscontro culturale attraverso i nostri beni culturali e naturalistici che abbiamo in Calabria, attraverso la riscoperta dei nostri beni archeologici, attraverso la riscoperta dei nostri odori e sapori con l'enogastronomia, e poi attraverso, come dicevo, un turismo sostenibile che abbia anche una viabilità alternativa, ed è per questo che noi abbiamo in questo programma anche un progetto di ciclovia che va dal Pollino all'Aspromonte.